L'inaugurazione, abbiamo passato 2 milioni di inaugurazioni, quindi considerate che oggi, posso dire con tranquillità, proprio da oggi, che un Veneto su 3 ha già avuto almeno una dose di vaccino. Sta procedendo bene la vaccinazione, sabato abbiamo aperto alla fascia d'età 50-59 anni, vi annuncio che stamattina, alla riunione di questa mattina, il 52% dei 50-59 anni, che sono 800.000 persone, quindi 400.000 persone si sono prenotate, alcuni si sono anche già vaccinati, e direi che si va verso quello che noi abbiamo come obiettivo, che è quello di mettere in sicurezza la nostra comunità. Vedete che c'è un sacco di dibattito, no? Il fuoco di fuoco, si apre, non si apre. La verità è che nel momento in cui tu riesci a vaccinare i cittadini, vedi già i risultati. Lo dico agli scettici, che un primo risultato noi lo vediamo nelle terapie intensive, dove le fasce d'età vaccinate non rappresentano più pazienti nostri. Avete avuto almeno una dose, questo è il dato ufficiale di oggi, più di 2000 dosi iniettate. Ovvio che centri come questi danno un'accelerazione paurosa e mancano i vaccini. Voglio ricordarvi che la fornitura settimanale è di circa 200.000 dosi, noi abbiamo un potenziale, se ci mettiamo con la macchina a motori a pieno, di 100.000 dosi al giorno, fate un po' voi. Adesso si va via a scartamento ridotto a 40.000 dosi al giorno. Però bene, sta andando bene anche i 50-59 aperti da sabato e non escludo sorprese nei prossimi giorni. Ma questi vaccini che mancano arriveranno? Dicono di sì, noi siamo, voi capite che dipendiamo dal contratto europeo, ho parlato con il generale Figliuolo che sarà qui in settimana, e che poi voi sapete che il contratto europeo, l'Europa li manda agli Stati membri, poi vengono smistati. E sembra che da giugno ne arrivino molti, però noi se ne avessimo già adesso potremmo fare molto di più. Abbiamo una macchina con il motore al minimo. Qui si parla di 10.000 vaccinazioni al giorno per questa struttura. Sì, ma anche di più, non abbiamo problemi. Se noi abbiamo una macchina collaudata, abbiamo 60 centri vaccinali in Veneto, questo ad oggi è, diciamo, il gioiello, un gioiellino che deve diventare anche modello da replicare. Per un altro motivo, voglio ricordarvi che ci vaccineremo ancora, perché ci sarà il famoso tema della terza dose. Magari questo virus, come è accaduto per SARS, sparisce. E in più penso che questa esperienza ci abbia insegnato che i centri vaccinali potranno andare a luci spente ma mai chiudere i motori, perché in qualsiasi momento noi dobbiamo essere in grado di identificare e aprire e andare a regime. Ecco, riusciremo a vaccinare a giugno anche gli under 50? Gli under 50 faremo molto di più.